Quello che ho sentito dire allora ci siamo accorti adesso che il microfono non funziona, quindi parto subito con ringraziare Alan Bellof che se ne è proprio accorto all'ultimo, quindi ringraziamo subito lui. Allora, noi abbiamo 2 sconfitte consecutive in 2 partite giocate, siamo a quota 0, c'è la voglia di riscatto e oggi c'è grande soda. Ovviamente saluto anche da parte mia Lorenzo Minacapelli che commenterà per voi qui sul canale YouTube Volano Volley Channel la partita tra la Cromamis Abo Volley Ofanengo e Rotoplas Volano Volley. Allora il riscatto ovviamente è la parola d'ordine di questa giornata. Dopo 2 sconfitte per 3-1 e tantissimi errori, quest'oggi ovviamente l'obiettivo delle nostre ragazze sarà quello di fare meno errori possibili e ce lo auguriamo tutti di cuore. Ordunque, allora il primo starting 7 ovviamente sarà quello legato alle formazioni del Volano Volley, che ovviamente dovrebbe schierare lo starting 7 di classico, quindi scende nel campo per prima Jessica De Val, numero 2. Ok, poi Aurora Borafini che torna a essere titolare, Livia Tresoldi, Lerona Tasciolli, la novità, Caterina Pucnik, Alice Bellini numero 14 e il libero Elena Pierobon. Quindi 2 novità di formazione, Tasciolli nel ruolo di opposto e nel ruolo di schiacciatrice Alice Bellini. Quindi al momento non ci sarà in campo né Carlotta Petruziello né Carlotta Petruziello né il capitano Emma Galbero. Tecnicamente Ofanengo ha schierato il 7 titolare, noi invece 2 novità. In panchina Galbero e Petruziello che erano le 2 titolari. Allora direi che adesso si stanno scaldando il pubblico di Ofanengo e che con una carica disumana proprio. Speriamo di riuscire a fare un buon commento perché il commento è davvero fortissimo. Allora inizia la partita e dopo la prima battuta scatenata l'inferno. Martina Federico al servizio, palla out, il primo servizio
Primo punto per la Rotoblast, 1-0. Aurora Bonafini, il primo servizio della nostra squadra. Allora vediamo Bonafini, battuto il servizio sulla numero 13, il libero. L'attacco della numero 4 vincente, quindi Martinelli, primo punto anche per Ofanengo che fa l'1 pari. Letizia Anello, capitano numero 5 al servizio adesso per Ofanengo. Battuto, Vucinic riceve, Bonafini, Blerona Tasciolli difende, Ofanengo con il capitano Anello. L'attacco di Martinelli che non è andato a buon fine, ma l'attacco di Vucinic, sì, 2-1. Alice Bellini adesso al servizio. Allora il capitano Rotoblast al momento, visto che Emma è fuori, non è in campo, dovrebbe essere De Valle adesso. Servizio di Bellini che non è andato, che è stato ricevuto bene, e l'attacco di Ofanengo pure. Parità di nuovo al Palacoim. Martina Martinelli al servizio, posto 94 per Ofanengo. Vediamo il servizio di Martinelli su Piero Bon, però se vi state chiedendo cos'era questo rumore, è il microfono che è volato giù dal tavolo perché la pallonata è arrivata secca. Allora Martinelli ha sparato su Piero Bon che però l'ha battesa out ed è stata la scelta giusta. 3-2 il punteggio. Barte De Val fischiata dal pubblico. Bonafini salva 2 volte ma non riesce. 3 pari. 3 pari il punteggio. Allora Greta Pinali al servizio adesso per Ofanengo. Battuto il servizio su Bellini che la battesa out. 4-3 il punteggio. Adesso Tasciolli adesso al servizio per la Rotoblast. Il suo servizio che serve sul libero, prova l'attacco subito Galletti che ha provato subito. 4 pari. Adesso il servizio Cattaneo, Marina Cattaneo. Vediamo il servizio di Cattaneo. Riceve Bellini, Bonafini, Livia Tressoldi, vincente l'attacco. Primo punto. Si scalda anche il pubblico della nostra arena biancorossa, è venuta qui a sostenere. Intanto dal lato opposto piovono i fischi verso Caterina Pucnik. Veramente un bruttissimo esempio. Pallonetto vincente. Torna la parità, 5 pari. Servizio di Ofanengo su attenzione. Bellini in pallonetto riceve, difende la Ofanengo. E l'attacco vincente stavolta. Prima volta in vantaggio Ofanengo che adesso si porta sul 6-5.
servizio su Piero Bon. Bellini in bagger per Pucinic in pallonetto. Riceve Cattaneo. Attenzione, Tasciolli, Bonafini, Pucinic, Caterina Pucinic. 6 pari. E adesso va la ex di turno al servizio, Livia Tresoldi. Infatti adesso tengo d'occhio i tifosi avversari di Ofanengo. Vediamo cosa. Continuano a fare un coro, dai, almeno si evitano i fischi. Riceve Porzio. L'attacco su mani out è per Ofanengo che si ritorna in vantaggio 7-6. Adesso al servizio Federico, battuto su Pucinic, Bonafini, Alice Bellini, salva il libero Porzio, l'attacco out e l'attacco è out. 7 pari. Aurora Bonafini adesso al servizio, 7 pari. Al servizio su Pinali. Attenzione Piero Bon, quasi a baciare la linea di laterale, ma non va a buon fine. 8-7 il punteggio. Allora adesso al servizio Letizia Anello. 8-7 il punteggio a favore della Croma Bisabo Vole Ofanengo. Servizio su Caterina Pucinic, Aurora Bonafini per Belrona, Tasciolli, Murata, fuori. E vale il pareggio, 8 pari. Una buona partita punto su punto al momento da parte delle due formazioni. Alice Bellini al servizio. Pronto il servizio di Bellini a baciare il net. L'attacco out di Pinali. E siamo sul 9-8. Pronta Bellini al battuta. Vediamo il suo servizio. Stavolta si spegne in rete. 9 pari. Martina Martinelli adesso al servizio. Servizio su Pucinic, Aurora Bonafini, De Val. Attenzione, l'attacco di Pinali che non va a buon fine. Piero Bon, Pucinic, Murata, Aurora Bonafini ancora per Pucinic, Murata 2 volte, Bonafini su Tasciolli in pallonetto, difende Ofanengo, attenzione a Martinelli, Murata da De Val. 19. Adesso De Val al servizio, l'autrice del muro. Vediamo il servizio di De Val. Battuta su Pinali, Galletti, Pinali. Quasi out, ma la palla è in campo. Di nuovo la parità al Palacoim di Ofanengo. Greta Pinali al servizio. Battuto su Bellini. Bonafini in bagger per Blerona, Tasciolli in pallonetto. Difende Ofanengo, prova a attaccare Murata. Attenzione
di nuovo il pallonetto. Pucnik, Tasciolli in free ball e Porzio, attenzione ai due. E 11-10 adesso per Ofanengo. Noemi Porzio, che è la giocatrice più veterana della partita, 1986 il libero. Il servizio, di nuovo Pinali out. Ancora Pinali out, quindi 11 pari. Adesso al servizio Blerona Tasciolli. Allora, numero 6 Tasciolli al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Battuto il servizio sempre su Porzio. Attenzione, Galletti, l'attacco, Piero Bon, 2 volte, Bonaffini, Livia out. Ci ha provato almeno Livia, peccato. 12-11. Adesso Marina Cattaneo al servizio. Pronto il servizio su Caterina Pucnik. Bonaffini, Pucnik, Caterina Pucnik firma il 12° punto. La numero 12 Pucnik, ex Argentario, ha firmato il punto del 12 pari. Caterina Pucnik al servizio. Ecco il servizio, si spegne in rete. 13-12 per Ofanengo adesso. Soprattutto la palla è ace, quindi ha toccato il pavimento prima che salvasse Elena Pierobon, quindi siamo sul 14-12. Vediamo il servizio ancora di dalla mia postazione non si vede bene chi è il numero, è la numero 15 Federico, se ho visto bene. Comunque un altro ace, 15-12. Pronto il primo time out per Luca Parlatini che arriva. Riprendere fiato perché ha pure di urlare con loro. Allora, di nuovo in diretta, di nuovo col microfono aperto, dai, che non si è mai spenta la nostra diretta. Siamo sul 15-12 in favore di Ofanengo, che adesso ha preso il massimo vantaggio della partita, 3 punti. Vediamo ancora il servizio di Galletti, era in realtà Murata, Bellini, Galletti, attacco Murata out. 16-12. Inizia a prendere un po' di vantaggio Ofanengo. Ancora Galletti al servizio per la Ofanengo. Volta out. 13-16. Non posso fare il doppio ruolo, Alan. In mezzo al coso.
sono sfondato un dito per salvare questa palla. Livia Tresoldi al servizio. Attacco che non riesce. Scusi, quello di Bellini. Galletti. Pallonetto, salva Bellini. Bonafini subito in seconda. Bellini 14-16. (16-14) al Palacoin di Ofanengo. Pronto il servizio di Livia. A momenti ha sfiorato ancora il net. 17° punto per Ofanengo. Allora Martina Federico al servizio adesso per Ofanengo. Battuto su Bellini. Pirobon si deve impegnare. Bellini. Pallonetto che stava per andare in segno. E invece l'attacco di Pinali è andato a segno. Comunque penso c'era anche un fallo di Bellini, perché prima del salto era già andata oltre con un piede sulla seconda linea. Con un piede più la Bellini. Però è andata col piede oltre la linea e poi ha fatto il salto. In prima linea, cosa? Ah sì? Questa... Devo ammettere che non conosco ancora le regole del volley. Time out credo per la squadra di Ofanengo, visto il momento di protesta. No, non l'ho capito neanche io in realtà per cosa che è successo. Non so se per quello che è successo. Allora vediamo, rientrano le squadre in campo. 18-14 per Ofanengo. Voi non potete immaginare che freddo fa qua al Palacoim, nella nostra postazione. Bellini, errore in attacco. 19° punto per Ofanengo, che prende adesso il massimo vantaggio. È pronta a entrare Emma Galbero per Alice Bellini. Quindi entra la capitana titolare. Il servizio, riceve Emma Galbero. Buona fine Emma Galbero, subito a iniziare lei. Non va con fine. Finali. Vucinic salva. E Galbero deve però concedere una free ball. Attacco Bonafini salva. Scusate, Piero Bon salva. Emma Galbero alla prima azione. Emma Galbero mette già il suo nome sul taccuino dei punti. Emma Galbero alla sua prima azione. Aurora Bonafini adesso al servizio sul 15-19.
Pronto il servizio su Pinali, Galletti, non è pallonetto, salva Emma Galbero, Pucinic in pallonetto, Porzio, l'attacco, out, l'attacco è out, l'attacco out di Martina Martinelli, vale il 16-19, ancora Aurora Bonafini al servizio per la Rotoblat Volano Volley. Vediamo il servizio di Aurora, ancora su Pinali, stavolta l'attacco vincente di Ofanengo. 20-16 adesso. Letizia Anello adesso al servizio. Battuto su Caterina Pucinic. De Val, Jessie De Val, 17-20. Vi ricordo che il prossimo match sarà il derby trentino con la Walian Salta Trento all'Arena Biancorossa, ora 20:30. Battuto Emma Galbero. L'attacco, salva Piero Bonafini. Caterina Pucinic, ma anche Ofanengo si difende. Difende Emma Galbero questa volta. Aurora Bonafini ancora. Pucinic, Galletti. Attacco murato. No, è quarto tocco. Vale il 18-20. Pronto un time out? Sì, per Ofanengo. 20-18. Serviva questo, una reazione d'orgoglio qui al Palacoim. Adesso siamo sul 20-18. Il cartino incandescente del Palacoim lo è assolutamente qua. È difficile per me fare questa telecronaca perché la sto facendo con dei decibel altissimi, perché c'è un chiasso fortissimo. Spero ovviamente voi di YouTube che la potete sentire lo stesso, che il mio audio si senta bene, nonostante abbia un microfono comunque di ottima qualità, però è un microfono che riesce a percepire anche l'audio dall'altra parte del palazzetto, quindi è per quello vi chiedo se il mio audio si sente bene. Allora, Emma Galbero al servizio adesso sul 20-18. Riceve Federico Galletti. L'attacco murato! No, salvato. Salva Bonafini. Peccato. A me sembrava avesse toccato il pavimento. Peccato. 21-18. Non so se anche voi avete avuto questa impressione. Comunque 3 punti tra le due formazioni. Al servizio va la numero 6. No, scusate, non so se ho visto bene. Sciolli! Bleronata Sciolli! 19-21. Adesso Jessica De Valle alla battuta. Pronto il servizio di De Valle. Riceve Federico Galletti. Pallonetto di Pinali, non va a buon fine. Tasciolli quasi a toccare il pavimento. Attacco murrato, Bonafini. Jessica De Val. Tasciolli. Niente da fare. Galletti ancora. De Val stavolta non può nulla. Peccato. Siamo sul 19-22. Allora, Greta Pinali al servizio per la Ofanengo. Riceve Emma Galbero. Bonafini. Livia Tresoldi. Peccato, l'attacco non è andato a buon fine. Però c'è il fallo di secondi. Fallo di doppia. 20-22.
Allora doppio cambio per la Rotoblat. Bonafini lascia il posto a Petruziello e Tascioli lascia il posto a scusate, a Rosita Civetta. Ed è proprio Civetta andare al servizio. (22-20). Rosita Civetta. Attenzione, Galletti adesso, l'attacco vincente. L'attacco vincente, 23-20. Cattaneo al servizio. Out. Ace. 24-20, set ball per Ofanengo. In realtà credo dovrebbe essere Pinali in realtà al servizio. Emma Galbero, Civetta, Petruziello, Murata, vincente. 25-20 il primo set a favore di Ofanengo, che vince il primo set per 1-0. Quindi adesso piccola pausa per gli sponsor e torniamo tra poco. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino.
prova. Allora, amici telespettatori, di nuovo in collegamento con il Palacoim di Ofanengo in provincia di Cremona. Il primo set si è concluso per 25-20 a favore della formazione di casa, che adesso conduce il match per 1-0. Il primo servizio di Aurora Bonafini ed è ace! Aurora Bonafini, il primo punto del secondo set è suo. 1-0 il punteggio. Ancora Bonafini al servizio. Riceve stavolta Pinali. L'attacco di Martinelli non va a buon fine. Neanche quello di Emma Galbero. E l'attacco invece di Anello sì invece. Uno pari il punteggio, proprio Anello al servizio, la capitana Ofanengo. Servizio su Piero Bonafini. Tasciolli! La bomba di Blerona! La bomba di Blerona! La bomba di Blerona vale il 2-1. Servizio di Emma Galbero. Martinelli vincente. Due pari. Martinelli al servizio. Riceve Elena Pirobon. Tasciolli vincente. Blerona. La Ble fa più 3-2. Servizio di De Val su Federico. Attacco vincente di numero credo 7. L'ho visto bene. Greta Pinale al servizio per Ofanengo. Servito su Emma Galbero. Livia Tresoldi. Pinali si deve impegnare. Attenzione all'attacco. Piero Bonsalva. Bonafini. Ancora Pucinic in pallonetto. Attenzione all'attacco. Ancora Piero vincente. Vantaggio per Ofanengo e si porta sul 4-3. Allora, adesso siamo sul 4-3 per Ofanengo. Ancora Pinali al servizio per Ofanengo. Attenzione, riceve Pucinic. Galbero in bagger. Pucinic. 4 pari. Ofanengo viene dalla vittoria per 3-0 sul campo della Williams a Trento della scorsa settimana. Tasciolli. Martinelli in bagger per Federico. Mani out. Gli vale il punto del 5-4. Marina Cattaneo adesso al servizio. Battuto Pucinic, Bonafini, free ball di Pucinic. Cattaneo scusate. Bonafini.
tratta. Galbero in free ball. Finali. Galletti, Vincenzo all'attacco di Anello, vale il 6-4. Potrebbe essere forse già pronto un cambio. Cattaneo su Pucinic. Pallonetto di via 3 soldi, out. 7-4 il punteggio. Pronta Aurora Tomasi, forse entrare in campo. Sì. Per Livia 3 soldi. Cattaneo su Pucinic ad attaccare. Chiede il tocco che c'è. Chiede il tocco che c'è. E vale il 5-7. Finali. Viene richiamata per la protesta del primo allenatore Giorgio Bolzoni, dicendo che il tocco ovviamente c'era, che la vedeva da pochi millimetri. Emma Galbero 6-7. Cosa vuol dire quel testo che vedo sullo screen tech? Cosa vuol dire? Ah, pensavo che era il tasto rompi i maroni e il testo della morte. Il tuo audio va... Te lo spengo. Servizio out. 8-6 il punteggio. No, un'icona un po' da ridere che c'è qua sullo stream deck di Alan Berloffa. Probabilmente è il teschio di Halloween per dire che manca solo un giorno. Galletti al servizio adesso per Oppanengo. Battuto su Piero Bonafini. Tomasi non va a buon fine il suo attacco. Portenbacher, l'attacco di Martinelli, out! È out l'attacco di Martinelli. E siamo sul 7-8. Aurora Tomasi al servizio adesso per la Rotoplas Volano Volley. Su Finali, scusate. L'attacco di Martinelli vincente. Adesso siamo sul 9-7. Martina Federico al servizio adesso per Opanengo. Arriva l'Ace. Adesso siamo sul 10-7. Luca Parlatini potrebbe chiamare un time out. No, c'è un cambio invece. Esce Pucinic per Bellini. Ancora Federico al servizio. Vediamo Federico
al servizio su Galbero, vincente, un altro ace, 11-7, forse Luca potrebbe chiamare il suo timeout. Infatti è così, timeout per la Rotoplas Volano Volley, che ha subito 2 ace consecutivi. Luca prova con questo a avere a bloccare la sequenza positiva di Ofanengo. Allora, di nuovo in campo le formazioni, siamo sul 11-7. Attenzione. Porzio va a parlare col primo arbitro, il signor Branca. Allora, può riprendere il gioco adesso. 15 numero 15, Martina Federico al servizio. 11-7 il punteggio per Ofanengo. Serve su Eva Galvero, che è pronta ad attaccare. L'attacco oddio, sforzato dalla rete oltre che dal muro. È la murata vincente. E vale l'ottavo punto. Pallonetto di Pinali, salva Bellini, buona fine in bagger, Emma Calvero, salva Porzio, tensione, l'attacco smorzato dal muro per Federico, vale il 12° punto. Ancora Federico al servizio, riceve Elena Pierobon, Aurora Bonafini, Emma Calvero, ancora lei, vincente, sì, vincente l'attacco, perché il tocco al muro c'è stato. Va proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio, Emma Calvero, 9-11, 12, 9-12 il punteggio. Battuto su Federico Galletti, l'attacco di Pinali non va a buon fine, l'attacco di Tascioli, Moani out, 10-12. Dai così. Ancora Galbero al servizio. Battuto il servizio su Porzio, Galletti, l'attacco, invasione contro la Rotoblast, ovviamente vale il 13-10, però il punto sarebbe stato comunque valido perché la palla era andata nettamente fuori dal campo dopo la respinta, dopo il tentativo di difesa, quindi in ogni caso sarebbe arrivato lo stesso il punto. Attenzione, il servizio di Martinelli, l'attacco di Tasciolli, salva Martinelli, Galletti, l'attacco Murata, Federico Murata da De Val, vale l'11° punto, 11-13. Battuto De Val, riceve Galletti e Federico, il bagger di Porzio, però la palla è a metà campo della Rotoblast,
Bellini, pallonetto Murata, Tasciolli chiedono il doppio, arriva il punto! Alice Bellini 12-13. Chiama il time out coach Bolzoni per Ofarengo. -1 tra le due formazioni, un solo punto. Allora ricordiamo le due partite della Rotopla sono finite entrambe con il risultato di 3-1 a favore dell'avversaria. La prima in trasferta con la Warmur Volley Gorle e la seconda contro la Dolcos Volley Busnago. E adesso siamo qui in trasferta al Palacoin di Ofanengo per la terza giornata contro la Croma Visabo Volley Ofanengo. E la prossima, il derby trentino, Wildlands Ata Trento all'Arena Biancorossa. Quindi mi raccomando, 3 giorni prima della partita prenotate il vostro posto, che i posti sono assolutamente limitati e vi aspetteremo tutti. Cattaneo difende, De Val, Murata out e vale il pareggio. Plerona Tasciolli 13 pari. Battuto il servizio di De Val ancora. Galletti, pallonetto di Pinali, Bellini salva, Bonafini, pallonetto di Bellini, non va a buon fine perché salva Martinelli. Ancora Pinali, Emma Galvero, Bonafini, Plerona Tasciolli, tocco e c'è! Tocco c'è! Il tocco c'è! L'avevo visto io! E per fortuna che il secondo arbitro l'ha visto! La signora Barbara Roncatti! L'ha visto il secondo, l'ha visto il tocco. È il vantaggio dell'Arena della Rotopla volano voglia al Palacoim. (14-13) adesso. Ancora De Val al servizio. Riceve Federico. Ancora Pinali. E ancora Salviamo. E ancora Tascioli Murata. Peccato. Peccato. Torna la parità. 14 pari. Ma è una bella sequenza. Pinali al servizio. Riceve Emma Galbero in difficoltà Bonafini. Ma anche Bellini che però fa un miracolo per mandarla nella metacampo avversaria. Speriamo che dia i suoi frutti. Però l'invasione c'è. Peccato. Adesso l'arbitro, dopo un po' di tentativi, arriva l'avvertimento col cartellino giallo per il coach Bolzoni, che continua a chiamare a gran voce il secondo arbitro. Però dopo tre tentativi, ovviamente, dopo 3 mini richiami, adesso è arrivata l'ora. Allora adesso dovrebbe rientrare Terresoldi per Tomasi. Intanto qua la partita si accende, ma anche il pubblico che è iniziato a rumoreggiare sempre di più. Forse si è fatta un pochettino male alla mano. Vediamo, Pinali al servizio. Riceve Emma Galvero, Bonafini. L'attacco Murata di Tasciolli stavolta. Bellini, vincente! Di nuovo parità al Palacoin, 15 pari.
Rischio di Tasciolli, si spegne in rete. Di nuovo vantaggio Fanengo, 16-15. Cattaneo al servizio. Tutto al servizio su Bellini, Tasciolli, Friboldi e Calvero. Galletti, Vincente. Un pochettino impreparato su questa azione la Rotoplas. Galletti firma il 17° punto. Arriva il time out per Rotoplas Bolano Volley, dietro da Luca Parlatini. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Stavo rischiando di inciampare. Allora, di nuovo in diretta. Ora Marina Cattaneo al servizio, 17-15 il punteggio. Stavolta servizio out, 16-17 adesso il punteggio. Allora adesso, ma scusate, ho avuto un brivido e non sono riuscito a parlare. Alice Bellini al servizio per la Rotoblast, 16-17 il punteggio. Vediamo il suo servizio a cercare Pinali. Galletti, l'attacco di Federico non è andato a buon fine per il salvataggio di Emma Galbero. L'attacco, attenzione, Emma Galbero si è dovuta impegnare da mandare alla metà campo avversaria. Emma Galbero salva. Bonafini doveva mandarla dall'altra parte. Vediamo ancora questa azione infinita. Pallonetto, Tasciolli salva. Bonafini, attenzione, è andata bene a un Fanengo. 18-16 il punteggio. Giulia Galletti al servizio per Ofanengo. Battuto su Elena Pierobona. Aurora Bonafini in bagger. Emma Galbero 17-18. Livia Tresoldi al servizio. Rotoplas 17, Ofanengo 18. Galletti, attacco di Martinelli, salva Bellini. Livia Tresoldi in bagger. Emma Galbero Muratta. Porzio. Federico non va a buon fine. Bonafini in bagger. Bellini, pallonetto, Muratta, vincente. 19-17 adesso. Sempre 2 punti tra le due formazioni. Martina Federico adesso al servizio. Battuto del servizio di Federico. Emma Galbero. Bellini in bagger. Emma Galbero in pallonetto. Salva Federico. Attacco di Cattaneo. Piero Bondi dinesca la bomba. Galbero out. 20-17. E ancora Federico al servizio per la
per la Polio Flamengo. Servizio in rete. 18-20. Aurora Bonafini al servizio, riceve Pinali, attacco velocissimo di Anello, non va a buon fine. Emma Galbero salva, attenzione, Pinali in free ball. Elena Pierobon, Bonafini, l'attacco di Blerona, Taccioli vincente. 19-20 il punteggio. Tutto il servizio di Bonafini, Pinali e Galletti, attacco vincente di Martinelli. Attacco di Emma Murata, Galletti, Martinelli, mani out. (22-19), 3 punti. Il massimo vantaggio in questo secondo set. Attenzione, Galbero. Mamma mia, una palla da flipper. Questa azione. Adesso bisogna sfruttare questa indecisione di Ofanengo. Ma Tascioli la spara in rete. (23-19). Non è buona. Fini sbaglia il palleggio e vale 24-19. Gol per la Ofanengo. Elena Pierobon, Bonafini, Taccioli vincente. 24-20. Ancora una volta c'è il set ball per Ofanengo. Emma Galbero al servizio. Va tutto. Finali per chiudere. Sì, è vincente l'attacco, vale il 2-0. 25-20 come il primo set, si conclude alla stessa maniera. Allora, torniamo a Berlinito nel terzo set, adesso un attimo di pausa perché ho veramente bisogno di riprendere fiato.
proprio al momento del terzo set di inizio. E 2-0 per Ofanengo. Ma il primo servizio è fuori, quindi siamo sull'1-0 per noi. Vi ricordiamo che ovviamente che adesso la Rotoplas per vincere la partita deve soltanto vincere i prossimi 3 set. Non c'è più nessuna chance di perdere un set. Servito. Un altro errore. 2-0. Dai, Auri! Attacco out. 3-0. Il punteggio. Ancora Bonafini. Ancora Pinali. Stavolta. Brava Elena Pierobon. Sciolli. Difende. Attenzione. Attacco. Oh, attenzione. Pierobon. Pelerona ha dovuto fare una sorta di pallonetto un po'. Attenzione, stavolta l'attacco è in mani out. Il primo punto anche per Ofanengo che fa l'1-3. Quando la signora Adriana si mette a urlare si sente in tutto il palazzetto. Al di là che siamo in trasferto in casa. Attenzione. Elena Pierobon! Che ha cosa di disinnescato. Stavolta vincente l'attacco. 2-3. Pierobon riceve Aurora buona, fini 3-0. A 3. Dopo 3 errori consecutivi di Ofanengo, adesso avevano 3 punti consecutivi da parte loro. Deval Ace 4-3. Forse Parlatiri potrebbe chiamare il time out. Vabbè, che ne so, magari ha fatto 4 punti di fila. E vedendo come si è mosso. Parità 4-4. Quarto punto. Possiamo dire per la Rotoplas che è il quarto punto consecutivo con errore. Però come si dice tutto fa brodo. E Magalbero al servizio adesso. Attenzione. Galletti. L'attacco out. E il quinto errore. Quinto errore per in favore della Rotoplas che si prende il quinto punto. E quindi possiamo dire 0 punti fatti dalla Rotoplas, 5 punti regalati da Ofanengo al momento. Vediamo. Val Bonafini. Bellini che finalmente arriva il primo punto vero della Rotoplas. 6-4. E adesso siamo sul 6-4. Dai, Emma! Ancora Emma Galbero al servizio. Pronto il servizio di Emma Galbero, riceve Porzio. Galletti. Pallonetto telefonato di Pinali. Bonafini disinnescateva al Bonafini. Pierobon
Bellini, Murata. Adesso siamo su 5-6. Servizio di Martinelli, Piero Bon e Bellini in free ball. Attenzione, Pinali di Sinesca e Magalbè. Non ho capito cosa ha fischiato l'arbitro. Ok. Sei pari. Ancora Martinelli al servizio. Ha dovuto impegnarsi Piero Bon. Attacco murato. Ma però era nella metà campo della Ofanengo. Free ball adesso che dobbiamo sfruttare. E Mogalbero in difficoltà. Ed è un punto regalato questo. Sette a 6. Ancora Martinelli al servizio. Piero Bona ancora a ricevere. Tasciolli. E Magalbero tutto braccio. Non va a buon fine neanche questa volta l'attacco. Ofanengo ci riprova. Bona fini in bagger. Tasciolli. Un altro errore. 8 a 6 il punteggio. Pronto il time out per Luca Parlattini. E infatti arriva time out. Allora, stanno entrando in campo le formazioni 8-6 per Ofanengo. Bonafini, Verona in pallonetto. Attacco di Pavo, di Tasciolli, scusate, di Ofanengo. Free ball ancora di Bellini. Finali vincente. 9 a 6 il punteggio. Bonafini. Senta l'attacco di Bellini. 7 a 9. Attenzione vincente! La Murata! Stavolta non si sono fatti impressionare. 8-9. Galletti ci ha riprovato, ma questa volta De Vala tenta ad anticipare. Livia 3 soldi in realtà. De Val al servizio. Finali, Galletti. Finali, vincente.
Ora Bonafini, Bellini, Murata. Un 18 adesso. Split out. 9 a 11, adesso pronti i cambi. Petruziello sicuramente per Bonafini e Tasciolli che lascia il posto a Civetta. Dai, dai! Sente. 12 a 9. Dieci a 12 adesso. Dai! Alice Bellini al servizio. Battuto sul libero. Vincente. Battuto il servizio su Galvero. 3 soldi. Piero Bonchi è dovuto salvare. Però c'è una free ball adesso per Fanengo. Ancora vincente l'attacco. 14 a 10. Io chiedo scusa a tutti, ma scusa se non riesco più a parlare, ma però qua il chiasso che stanno facendo i tifosi sotto la nostra postazione è talmente forte che non riesco a trovare un modo per parlare. Galletti, Murata e botta di che culo, scusate il termine, però vincente di nuovo però è vincente. 11 a 14. Vabbè, almeno nella cattiva sorte è arrivato il punto. Livia 3 soldi. Servizio e Livia 3 soldi. Attacco vincente. Attacco out. 16 a 11. Basta, Carli!
Arriva lei. 17-11. Esce Bellini per Pucinic. Federico al servizio per Ofanengo. Pucini, attenzione, la palla in due, free ball per Ofanengo. Arriva un altro attacco vincente, 18-11. Peccato davvero, perché i primi due set li abbiamo giocati davvero molto bene, pochissimi sono stati gli errori, invece questo set sono riformate un po' quelle lacune che si vedevano nelle scorse partite. Time out per Luca Parlatini. Allora rientrano le squadre in campo. Siamo sul 18-11. Ofanengo è sempre più vicina alla vittoria, che sarebbe la seconda consecutiva. Per la Rotoblas invece sarebbe un'altra sconfitta. Attacco out. 19-11 il punteggio. Stavolta out il servizio. 12-19. Vincente l'attacco di Martinelli. Sciolli. Ma cosa hanno tirato su? Mamma mia. Galletti. Vincente. Ventuno 12. Lema Galvero al servizio. 13-21. Che diventa 22-13.
po' di spazio adesso per le seconde linee di Ofanengo. Entra la 8 Sofia Iani per, credo, Martinelli, e entra, è uscita Galletti per la numero Casciolli, Vicente. Adesso Panenko sta un po' esagerando con i cori, che loro pensano di andare in Serie A, ma secondo me ci sono avversari molto più forti qui rispetto a loro. E va al servizio. Durata, attenzione. C'entra l'attacco. 23-14. Mancano solo 2 punti. Attenzione, arriva l'Ace, 24-14 adesso. Ci sono 10 palle match per portarsi a casa il 3-0 per Ofanengo. Battuto al servizio, Vucinic, Bonafini, Vucinic, out. 3-0 il punteggio, 25-14. Purtroppo un'altra partita senza portarsi a casa neanche un punto. 3-0 purtroppo per Ofanengo, che porta a casa l'intera posta in palio. Allora, vi ricordiamo l'appuntamento della prossima giornata, sabato 6 novembre, ore 20:30, Arena Biancorossa. Ci sarà il match, il derby trentino tra Cola Williams Ata Trento. Ringrazio Alan Berloffa che è stato qui al mio fianco. Direi che non c'è altro da dire. Miglioramento sì nei primi 2 set, il terzo troppe lacune, però questi 2 set devono essere una buona base di partenza verso il derby, perché una sconfitta nel derby sarebbe davvero una cosa brutta da mandare giù, e sarebbe 4-4, sarebbe l'inizio peggiore. Noi abbiamo finito, grazie alla Perloffa, grazie a Andrea Zeni per il tabellino. Da parte di Lorenzo Minacapelli è tutto, appuntamento sabato prossimo e l'augurio di una serena notte.